visto che fra poco andremo anche a votare, che si dia azione non al reddito di cittadinanza, ma alla dignità del lavoro in senso generale, sia esso manuale, intellettuale e di qualsiasi tipo e di qualsiasi persona. Un vero e proprio appello alla politica a meno di 2 mesi dalle elezioni. Chiunque vinca ridia dignità al lavoro, perché casi come quelli scoperchiati dalla Guardia di Finanza qualche giorno fa non possano ripetersi. 28 aziende venete su 37 coinvolte nello scandalo del caporalato, 17 di queste nella Marca. Lavoratori senza diritti utilizzati dalle aziende che macchiano il buon nome di un'intera categoria, e non solo il buon nome. È una concorrenza sleale, ma è soprattutto, credo, in questa fase dove noi vogliamo riprendere un po' il ruolo del lavoro in senso generale, è anche un elemento che danneggia le persone e soprattutto l'immagine del lavoro. Una piaga non giustificabile. Noi abbiamo, è vero, delle difficoltà a reperire manodopera di un certo tipo, perché i nostri giovani magari non si approcciano più a determinati mestieri, ma questo non toglie che se anche le persone sono diverse da noi per lingua, per provenienza, che nel posto del lavoro abbiano la stessa dignità e la stessa attenzione. Solo le istituzioni possono correggere il tiro, dice Sartor, per non lasciare il fianco scoperto ai furbi, ma per far ciò bisogna combattere le storture burocratiche dell'attuale sistema. Il paradosso è che magari si corre il rischio di pagare di più un errore formale, diciamo in una comunicazione, un ritardo di un dipendente stabile, piuttosto che magari quello che pagheranno queste imprese che hanno fatto del lavoro una speculazione, diciamo, non seria.